Amici di Directa Sport e appassionati di calcio dilettantisti, con un cordiale saluto, benvenuti a Santa Maria Coghinas. Le immagini curate da Leonardo Fideli ci introducono a quello che è probabilmente il match più interessante della quarta giornata di promozione per il girone B. Va a aprire col destro, chiama lo schema, pallone nella di rigore, raso 11, attenzione ancora però al Budusò in avanti, pallone filtrante nella di rigore, sbaglia l'appoggio il giocatore del Coghinas, quindi può partire in tutta velocità, Dem, pallone per il compagno di reparto e segna Budusò in vantaggio. Ma Matteucci in porta, il tiro e la parata di Canu. Marcature di rigore, va col cross, arriva il gol del Coghinas direttamente da calcio piazzato. Ancora il pallone dentro proprio per Seu che si gira e calcio di rigore. L'arbitro non ha avuto dubbi. Sguardo sul pallone di Matteucci e il Coghinas passa in vantaggio con il giocatore più ispirato finora, Matteucci. Entrambe vogliono creare calcio e finora ci sono riuscite, come in questo caso con il Budusò. Davanti arriva il tiro improvviso dentro l'area di rigore e il gol del Budusò. Mando il pallone sull'auto di destra, ora attenzione però al pallone che termina tra i piedi di Dem, Budusò in vantaggio. A breve vi diremo chi ha preso il suo posto. Nel frattempo ripartono i secondi 45 in questa stagione. Attenzione a Radovanovic, la prodezza di Canu sul colpo di testa di Radovanovic, bandierina dell'assistente che rimane giù. Verticale con Baldé per Dem, attenzione al giocatore numero 11, arriva poi la conclusione di Dem. Il raddoppiato va senza fallo Olmeto, subito sguarda al centro per Seu, di testa Seu e trova una rete incredibile, l'attaccante con la maglia numero 7 del Coghinas. Seu fa 4 in campionato. Ora Baldé protegge il pallone col petto, Baldé carica il sinistro, Baldé da fuori. Radovanovic col petto, ancora dialogo tra i due, Seu sul destro, vede con la coda dell'occhio Ducar di testa, Ducar non ci arriva il suo compagno di reparto, poi scaramucce a centrocampo tra Ducar e Baldé, entrambi espulsi Baldé e Ducar. Arriva un po' a sorpresa in questo caso la decisione del signor Virgili e al 51esimo minuto del secondo tempo arriva la fine del match. Coghinas Budusò 3-3, partita pirotecnica.